Un paio di giorni fuori casa, al rientro, la brutta scoperta, appartamento a soqquadro, ladri che, entrati dalla porta d'ingresso, hanno setacciato camera da letto e bagno a caccia di denaro e preziosi, fuggendo poi da una finestra lasciata spalancata. Il furto nell'abitazione di Federica Broccali, impiegata mamma di due figlie, nel quartiere San Marco a Mogliano Veneto. Ho sentito di furti già capitati in questo periodo nella zona ed ero un pochino in ansia, lo ero già, però il fatto che siano venuti proprio in casa mia, sì, dalla sorpresa son passata un po' alla alla disperazione e poi la rabbia, adesso ho un po' di rabbia perché sì, man mano che metto a posto, cerco di sistemare un po', realizzo ciò che è accaduto e la rabbia ti viene. I malviventi, come spesso accade ultimamente, non hanno tenuto conto di computer o apparecchiature elettroniche, andando in cerca solamente di preziosi nelle stanze in cui pensavano potessero essere custoditi. Le camere più che altro, camera mia e il bagno, ecco, e le camere delle ragazze, delle mie ragazze, sì, però in realtà non hanno trovato molto, è più il disagio che hanno buttato proprio tutto all'aria. Bottino di poco conto, economicamente parlando, il danno è principalmente emotivo. Sì, qualche ricordo mio di quando ero piccola, quindi si tratta magari del braccialettino del battesimo o di qualche anellino, è più il valore affettivo, diciamo, il fastidio perché comunque qualcuno ti entra in casa, non si sa chi sia, e rovista e tocca le tue cose, possono essere vestiti, cassetti, al momento è quello che è un po' per tutti, e più ci si mettono anche questi furti nelle abitazioni, sì, non è piacevole.